dal libro da sapienza. Qual uomo può conoscere il plan di Dio? O cui può avere un'idea di se calura il Signore? Spaulos a sogni ragionamenti mortai e mal sicurs in estris pensieri. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, sei stato per noi un giorno di Fai splendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono cominciano a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere la pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Verbum Domini. Un pensiero a partire dalla parola che abbiamo ascoltato, perché credo che siamo qui anche per questo, per metterci in ascolto della parola di Dio. Tra l'altro noi diciamo che, parlando di campane, diciamo che le campane sono la voce di Dio, che richiamano e testano l'animo dell'uomo, che ci invitano alla preghiera e così via. E pertanto un campanotador deve essere, come posso dire, abituato, ecco, ad ascoltare attraverso il suono delle campane anche la voce del Signore, anche la parola di Dio. Il campanaro ha l'orecchio attento, ha l'orecchio allenato per ascoltare. Adesso vedo che anche i giovani campanotadors si sono modernizzati, perché quando vedo che vanno sul campanile hanno ad esempio una sorta di spartito, ecco se così si può dire. Molti di loro hanno anche il cellulare dove possono, non lo so io, vedere, ascoltare le varie melodie, ma quando ho cominciato io a salire sul campanile, ormai già diversi anni fa, non dico una quarantina ma poco meno, tutte queste cose non c'erano. E l'unica cosa mi ricordo che mi dicevano i vecchi scampanottadors, dicevano così: io lo orere, bisogna orere per scampanottare, o che non ha orere, ecco non le può scampanottare, non è in grado
cosa? Che bisogna avere l'orecchio attento e allenato per ascoltare il suono delle campane e oggi mi permetto di dire anche per ascoltare la parola di Dio. Ecco, nel Vangelo Gesù insiste sulle condizioni per essere suoi discepoli e ci dà 3 indicazioni. La prima, molto esigente: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Parole forti, parole dure. Ecco, io credo che Gesù non vuole affatto rubare i nostri amori, non vuole affatto sottrarre i nostri affetti. Dio cerca di eliminare, di cancellare il male, ma non cerca mai di eliminare quello che c'è di buono e di bello nella nostra vita e come sono i nostri rapporti e le nostre relazioni, soprattutto quelle più intime, profonde e quelle familiari. Ma al contrario, il Signore le vuole potenziare. Più stiamo con Lui e più aumentano di ricchezza e di spessore anche i rapporti che noi abbiamo con gli altri. Desidera renderli qualitativamente migliori, desidera stendere una luce ancora più grande su quei rapporti che noi abbiamo per renderli ancora più vivi e luminosi. Une volte, quando ero di fronte e mi mandati una cioglia di lampadine, mi dicevi, c'ho le lampadine di 40, di 60, di 100 candele. Adesso ci sono le lampade a LED e queste cose mi pare non esistono più, se non poco. Naturalmente il numero delle candele, più il numero era alto e più la luce naturalmente era elevata, era luminosa. Ecco, mi permetto di dire così: se i nostri rapporti vanno ad 80, il Signore li fa andare a 100. Se i nostri rapporti vanno a 100, il Signore li fa andare a 120, li rende ancora più belli, li rende ancora più luminosi. Non ci sottrae e non ci ruba niente. E quindi viene in mente ciò che diceva Benedetto XVI: Dio non toglie nulla e dona tutto. Chi si dona a Lui riceve il centuplo. Ecco quel di più di cui abbiamo sentito parlare anche nel Vangelo. Seconda condizione: colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Ecco, anche questa è un'esigenza molto forte. La croce, che come ben sappiamo è metafora delle difficoltà, dei problemi della nostra vita, delle malattie che tutti quanti noi abbiamo, piccole o grandi che essi siano, ma tutti quanti noi abbiamo le nostre croci quotidiane da portare. E le nostre sofferenze, i nostri problemi, le nostre difficoltà. Hai un'istoriute parfurlan che dice che un uomo che la restoffe di portare le croci che vede sul spalis ed è nato in classe, parlasse dal paese, anche dolce parlare in propri croci. E lei amitocchiò le croci che vede sul suo spalis, faceva solo un'altra. Però che ci adesso si rendeva conto che c'è molto più pesante di qui che vede e diceva no, questo non va bene, torna a Dio, c'è presso un'altra, c'è chi c'è molto più pesante. Insomma, è nato in demanco sempre un po' di tempo fin quando c'è presso una e dice oh che mi pare che io di chi altri hai che vede parlare voi per prendere, no? Ed è così che se dolce vanno in classe a parlare proprio croce, dolce e tornare a sciogliere solo. Ecco, per dire che tutti quanti noi abbiamo le nostre croci. Ma la croce è anche immagine dell'amore, non solo della sofferenza, non solo del dolore, dell'amore senza limiti e senza misure. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. È quello che ha fatto Gesù morendo sulla croce ed è quello che viene chiesto ad ogni discepolo. E poi la terza e ultima condizione quando dice chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Ecco, qui il Signore ci chiede un grande atto di libertà, ci chiede di uscire dalla nostra ansia
l'ansia di possedere, di accumulare, di avere. Qui mi viene in mente ciò che diceva un grande personaggio, Martin Luther King, diceva così: un uomo non vale per quello che ha, né per il colore della sua pelle, ma vale per la qualità dei suoi sentimenti. Ecco l'invito allora a coltivare prima di tutto il nostro sentimento, i nostri animi, il nostro spirito. Ecco, per spiegare queste tre condizioni Gesù, come abbiamo sentito, usa due parabole, quella della torre da costruire e quella del re che va alla guerra. Così dice: quale re partendo in guerra contro un altro re non si chiede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Ecco, ovviamente qui Gesù non vuole affrontare il tema della guerra, ma pensavo come noi viviamo in un tempo che è segnato dalla guerra, in un tempo in cui ancora stiamo pregando fortemente per la pace. Pensiamo naturalmente alla guerra in Ucraina, ma non soltanto. La guerra è brutta, una delle cose più brutte della vita dell'uomo. E pensando un po' alle campane, mi viene in mente di dire così, che anche le campane più volte sono state vittime della guerra. Ecco, l'abbiamo sentito anche prima, pensando un po' alle ultime grandi guerre, alla prima guerra mondiale, quante campane sono state requisite per fare ad esempio armi, per fare cannoni. E qui a Capriva, se non ho capito male, durante la seconda guerra mondiale, ecco, 2 di queste campane sono state praticamente gettate a terra e portate via. E giustamente prima diceva il relatore, pensiamo agli animi delle persone, al dolore, al dispiacere, alla sofferenza degli abitanti del paese che vedevano portare via uno dei segni più significativi del proprio paese, le campane. Ho capito un po' tutto questo anche nei giorni scorsi, perché ero ad un campo con gli scout in un paese sperduto delle valli del Natisone, si chiama Monte Fosca, è veramente un paese sperduto, siamo a una quindicina di chilometri da Pulcro, all'interno delle valli, un paese che un tempo mi hanno detto contava 700 abitanti, ora sono sì e no una ventina. Un paese ben organizzato, anche con una grande chiesa, un bel campanile, e non ho potuto non salire sul campanile per la mia passione per vedere le campane e per ascoltare anche la storia di queste campane. E proprio lì una persona del paese mi diceva che anche loro durante la prima guerra mondiale hanno requisito le campane. Diceva così, che le avevano buttate giù a terra e cadendo a terra si erano rotte in tanti pezzi. La gente andava a portare via i pezzi, li nascondeva nelle proprie case in modo tale un domani da riutilizzare quei pezzi per rifondere le campane. Pensate un po' voi all'attaccamento di questa gente alle proprie campane. Per noi è una cosa secondo me impensabile e non riusciamo a capire, perché a tante persone le campane danno fastidio, disturbano, e invece queste persone andavano a rubare, a prendere questi pezzi pur di salvare un ricordo delle loro campane. Anche le campane sono vittime della guerra e al contrario esse ci ricordano prima di tutto la pace, la comunione. Sapete che sulle campane, concludo, ci sono sempre tante scritte che vengono riportate. Una di queste dice così, tra le più conosciute e famose: a peste fame bello, libera Domine. Dalla peste, dalle epidemie, guardate l'attualità di queste preghiere, dalla fame, dalla miseria, speriamo bene qui, ma anche dalla guerra, liberaci, o Signore. Vedete cosa le campane annunciano? Il significato di quel suono, dalle epidemie, dalla miseria e dalla guerra, liberaci, o Signore. Le campane sono, come ho detto, per la fratellanza, non per l'odio fratricida,
sono della gioia, della felicità, ci invitano a rinunciare al male e alle sue conseguenze, ci invitano a scegliere il bene. Ecco, allora sia questo un po' anche il significato di questa giornata che noi viviamo insieme, del suono delle campane che oggi abbiamo ascoltato e che ancora ascolteremo, ci chiamino ad essere buoni cristiani, discepoli del Signore, così come abbiamo sentito nel Vangelo, e ci invitino sempre a creare comunione, pace e fratellanza tra di noi. Spirito, Signore. Oremus, erogamus audino. Per la Santa Chiesa di Dio, sia nel mondo segno dell'amore misericordioso del Padre, che cerca tutti gli uomini, li accoglie con gioia e li riconcilia con sé. Oremus, erogamus audino. Zagoryško in kopersko cerkev za vse cerkve Evrope in sveta, da bi po zgledu naših očetov nadaljevali iskanje in gradnjo skupne poti sprave, sožitja, bratstva in upanja v korist naših narodov. Oremus, erogamus audino. Bei Nestis Domens, per sé che crescete al loro sapere, per sé che dovete imporre di professare la loro fede e per sé che siete in suoi sclesi testimoni in tal contesto storico, sociale, in tal luogo in la cavivi. Oremus, erogamus audino. Per noi altri che secatiamo qua oggi, che parlare che dovremmo le nostre culture, l'essere da soli in luoghi differenti, noi siamo motivo per deslontanarsi un da quell'altro, ma sia invece un valore per tutti i fratelli, in da quella comunione che nasce col battesimo. Oremus, erogamus audino. Padre misericordioso, accogli nella comunione dei santi i nostri fratelli e sorelle defunti, particolarmente gli Scampanotados, che hanno creduto e sperato in te. Concedi loro la pace del tuo regno. Oremus, erogamus audino. Per le nostre parrocchie, che la prossima settimana si apprestano a festeggiare e onorare la Vergine Maria nella ricorrenza della Natività e del suo Santissimo Nome, perché si sentano partecipi, oltre i confini strettamente parrocchiali, e questi appuntamenti diventino un prezioso momento di incontro e di preghiera. Oremus, erogamus audino. Padre Santo, apri il nostro cuore alla disponibilità al Vangelo per essere più conformi al Figlio tuo e per testimoniare al mondo la bellezza dell'essere suoi discepoli. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
sentiti ringraziamenti. A tutta la comunità di Caprina che ci ha accolto con grande generosità, in particolare a Don Maurizio e a Don Ugo per l'amicizia e la disponibilità che ci hanno sempre dimostrato. Al sindaco Daniele Serrone, che con il suo entusiasmo ha fatto iniziare questa avventura già nel 2018 e ci ha sempre sostenuto. A Don Morris, nostro assistente, decano e soprattutto scampamatador. Al gruppo polifonico caprivese diretto da Lorella Grion e con la norma da Fulvio Madotto per aver accompagnato la liturgia con il canto. A Sabrina Picotti per l'allestimento e la realizzazione della mostra sul campanile, a Tiziana assieme al gruppo catering per la fattiva collaborazione al momento che seguirà. Dopo la benedizione e il canto finale ci porteremo davanti alla chiesa per la foto di gruppo, poi ci sposteremo nella sala parrocchiale per inaugurare la mostra e poi la festa continua e rimaniamo insieme. Preghiera del Scampamatador. Signore, Re del creato, dula que tu has impres amor e armonia, con rispetto, plein la nostra front, per implorarti te aiuto. Fas che il scampanuto da Ciampanis al sedito al testimone una preghiera, calempli duci curs di devozione di conforto. Fas che nostri globus tenas e delicas, a parte un segnale di speranza e di allegria, e fas che nos veni sempre più gusto, di spandi intorno gionda e serenità, ultra gli accordos canonti al firmamento di arcanis melodies, di perenti cur, o Signore.